Noi risparmiatori siamo gli ultimi che conosciamo la verità. Amara considerazione da chi rappresenta una delle associazioni più attive sulla vicenda delle banche venete, perché all'indomani della chiusura dell'offerta di conciliazione e la diffusione del bilancio 2016 di Popolare Vicenza, le idee continuano ad essere confuse soprattutto tra i piccoli azionisti. C'è chi ora si chiama pentito per aver sottoscritto l'accordo per 9 euro di ristoro ad azione, chi invece per non aver firmato, convinto che ora perderà tutto nel profondo rosso dei quasi 2 miliardi di euro. Certo è che certamente Vicenza, ma probabilmente anche Montebelluna, sono al di sotto dei limiti di affidabilità chiesti dalla Banca Centrale Europea, motivo per il quale Bruxelles potrebbe bloccare l'aiuto di Stato già chiesto dalle due dirigenze. E a quel punto, per evitare il fallimento, si andrebbe a pescare tra gli investitori che attualmente hanno in mano un totale di oltre 13 miliardi di obbligazioni subordinate, quasi tutte frutto del risparmio di piccoli risparmiatori. È il famigerato bail-in che però sia il Ministero dell'Economia che la Banca Centrale Europea, almeno a parole, vogliono evitare a tutti i costi. Certo, l'aiuto di Stato prevede anche la conversione di alcune obbligazioni subordinate in azioni nella ricapitalizzazione, ma in questo caso si tratta di fondi di investimento, quindi la strada migliore per tentare di salvare Capra, ovvero la banca, e Cavoli, ovvero i risparmiatori. Ma siamo comunque alle ipotesi, perché di chiaro in questo orizzonte c'è davvero ben poco. Io non so dirle che cosa succederà. Dal mio punto di vista siamo all'interno di una situazione molto fumosa e probabilmente anche con delle regie che non sono per nulla trasparenti. Io credo che se queste banche si trovano in una situazione disperata o si trovassero in una situazione disperata, buona parte della responsabilità è da attribuire alle attuali gestioni e quindi dovrebbero spiegarci perché in un anno sono rimaste inerti di fronte a problemi molto seri e perché in un anno hanno fatto di tutto per perdere la clientela.